Bentrovati in questo approfondimento speciale che vi racconterà la storia di Vendemmiando in Tour, l'evento che si è svolto il 23 settembre 2018 a Guamaggiore, nel cuore della Trecenta, grazie all'organizzazione del tour Operators Italtour, dei ragazzi di Sardegna Sotterranea, ma soprattutto del comune della Proloco di Guamaggiore, in collaborazione con l'azienda vitivinicola di Enrico Melis. Buona visione! Abbiamo voluto sposato questa iniziativa tutti assieme, l'amministrazione comunale, la Proloco, il signor Melis, la Italtours, perché? Perché i turisti possano venire a Guamaggiore e oltre che per vedere la vendemmia, anche per ammirare il paesaggio, nonché tutti i siti meritevoli di essere visitati, a iniziare dalle chiese, dal nuraghe Barru, dagli altri nuraghi che ci sono sparsi sul territorio comunale, dalla chiesetta di Santa Maria Maddalena che al proprio interno contiene dei tesori inestimabili. Ecco, tutta una serie di circostanze che possono portare a Guamaggiore i turisti. L'importanza di questa iniziativa è stata riportare alle origini come facevano i nostri nonni, la pigiatura con i piedi, dentro il tino in legno e poi si faceva il vino, da quello poi scaturiva il mosto con poi il vino. Noi siamo stati molto contenti per il fattore che sono arrivati, grazie anche all'Italtour, sono arrivati delle persone dalla Spagna, da Roma, dove hanno visto veramente com'era la produzione del vino in Sardegna. L'importanza di questa iniziativa è stata soprattutto per far conoscere ai turisti la vendemmia e la cultura del vino e far riavvicinare i sardi a questa esperienza. Si è rilevata una cosa molto, molto bella, bellissima, perché alla fine della pigiatura fatta come la facevano i nostri antenati, con i piedi scalzi e con il suono di musica di questo bellissimo organetto, ci siamo seduti attorno a una bellissima tavolata dove abbiamo avuto modo di socializzare sia con i turisti, di conoscerci, di conoscere nuove persone. È andato tutto a finire con un bel bicchiere di vino prodotto dalla nostra azienda e abbiamo avuto modo anche poi di presentare una nuova etichetta che sta uscendo, che si chiama Barru, che è dedicata al nuraghe Barru, che è stato scoperto qua nel comune di Guamaggiore, dove il territorio confina nelle vigne dove abbiamo fatto la vendemmia. Ancora ne vuole fare. A te come Una sagra di piano. Così sono trevignani. Fabrizio, come fai la tagli?
rossa. No, quello è questo vinificato in bianco. È il tardo vinificato in bianco. Io me lo Buongiorno, ma le fate Buongiorno a spesso lei. queste iniziative qui, queste sagre? No, è la prima volta. Bella cosa, una vendemmia in Sì, tour, no? Sì, sì. Buona giornata, ma anche voi venite a vendemmiare? Ho vendemmiato. Avete vendemmiato tutta la vita voi. No, tutto si vendennai, no. Volta che è una cosa che si piace. Va, Buona domenica, grazie. altrettanto a voi.